grande umanità. Il Piano Nazionale Prevenzione propone gratuitamente a tutta la popolazione una serie di vaccinazioni, quindi ci sono dei programmi di vaccinazione gratuiti e che voi avete il diritto di ottenere. Questo è un primo... Perché? Perché lo dice la legge, perché lo dice lo Stato, perché lo Stato impone alle regioni di rispettare questo che è un diritto democratico in questo Paese. Diritto democratico perché è di acquisire concretamente i diritti sanciti dalle leggi e dalle norme. La pandemia sicuramente ha cambiato lo scenario da diversi punti di vista. La SARS-CoV stressa le coperture vaccinali in tutte le età. Cosa vuol dire stressa? Non dobbiamo negare che tutte queste vaccinazioni ci hanno stressato, dobbiamo dirlo, perché se non lo diciamo noi eliminiamo un problema dicendo era giusto farlo, le avete fatto, bravi. No, è un problema di stress, perché chi ha fatto 3-4 iniezioni è ovvio che è comunque preoccupato e sotto stress. E quello che attende questo inverno, vedi l'anti-influenzale, l'antipneumococcica, chi deve fare anti-herpes, insomma ci sta pensando, non neghiamo questo discorso, no? Ma ne vale la pena o non ne vale la pena, ma sono stufo di fare vaccinazioni, allora dobbiamo essere molto convincenti, e credo che Conversano vi sia stato, per capire che è cosa buona e giusta vaccinarsi e andare avanti in questo percorso, anche perché non sappiamo cosa ci attende. Diciamocelo francamente, la scienza, i medici,